Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Adesso splende un bellissimo sole sulla nostra regione, però fino alle prime ore di stamane pioveva, tempo brutto. Speriamo che nel fine settimana sia bello per i nostri graditissimi ospiti che verranno a trovarci. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli. Ciao Ste, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno alle persone che ci ascoltano. Anche qui da Roma piove. Lì piove e qua è uscito il sole, meno male. Ah no, qui piove, pensavo che piovesse anche a Genova. Qui sta piovendo. Allora, è uscito il sole ed è uscita una bella notizia, tra l'altro, perché sostanzialmente il governo francese ha chiesto le dimissioni della relatrice dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, e ne voglio parlare qui da Genova perché proprio qui a Genova, durante un'assemblea pubblica dei Propal, alcuni mesi fa Francesca Albanese era venuta ed era stata accolta niente po' di meno che dalla sindaca Silvia Salis, che aveva partecipato a questa riunione pubblica, appunto accolto a braccia aperte Francesca Albanese. Insomma, messaggi di odio, Albanese fuori dall'ONU. Volevo anche ricordare, tra l'altro, che il nostro vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Paolo Formentini, proprio ieri, subito dopo questa dichiarazione del governo francese, ha presentato una risoluzione in cui si chiede che anche l'Italia si unisca alla Francia per chiedere le dimissioni della relatrice speciale ONU per la Palestina. Ecco, io ne voglio parlare proprio con Stefania Pucciarelli, non soltanto perché è molto attenta alle vicende che si svolgono in Parlamento, ma anche perché, se non erro, tu sei stata presidente della Commissione diritti umani. La sono tuttora presidente della Commissione diritti umani e io ti vorrei contraddire nel fatto che non vedo come essere una bella notizia la richiesta che è stata fatta da parte della Francia e che poi anche il collega Paolo Formentini ha fatto attraverso una mozione alla Camera, perché di per sé oggi la cattiva notizia è che abbiamo una rappresentante all'ONU come la albanese, e questa dal mio punto di vista è una vergogna per l'Italia, perché Albanese è una fomentatrice di odio, ha delle frequentazioni pericolose, perché vediamo che lei spesso di fatto partecipa ad eventi dove presenti vi sono dei capi di Hamas. Il fatto dell'incontro avvenuto a Genova è veramente imbarazzante, e Genova, ricordiamoci che ha avuto per moltissimo tempo Hanun libero di poter scorazzare, circolare, raccogliere fondi da destinare non si sa bene dove, anzi forse abbiamo capito dove erano destinati i fondi raccolti da Hanun, destinati ad Hamas. Quindi una fomentatrice d'odio che di fatto ricopre un ruolo come quello che ricopre Albanese all'interno dell'ONU, di fatto è, per quanto ci riguarda, una vergogna. Quindi il dover richiedere le dimissioni di questa signora, dal mio punto di vista, sì, è una notizia, però di per sé non riesco a capire il perché non vi sia di per sé da parte dell'ONU una presa di posizione e che venga cacciata. Ecco, la bella notizia l'avrei vista in tal senso. Molto probabilmente dipenderà da qualche regolamento interno che ne vieta la possibilità di farlo. Però per noi è un imbarazzo avere una rappresentante di questo genere. Allora, speriamo che anche la nostra richiesta vada in porto, ma cambiamo pagina e spostiamoci sul territorio ligure, in particolare a Sarzana, tra l'altro dove abiti tu, è successo un fatto molto
triste e molto eclatante però dal punto di vista giornalistico, perché nei giorni scorsi è arrivato l'ufficiale giudiziario a casa di un uomo di 64 anni, mi sembra, e lui non gli ha aperto, ma è andato in cucina, ha preso il coltello e sostanzialmente si è ucciso facendo harakiri. Una vicenda molto molto triste, di cui tu però sei approfonditamente a conoscenza, Stefania. Ci spieghi un po' cosa è successo? Sì, di per sé tu hai già riassunto un po' quello che è avvenuto. A me la cosa che ha dato molto fastidio è il fatto che l'opposizione, la sinistra in generale, abbia colto l'occasione, anziché esprimere vicinanza a quelle che sono due famiglie che oggi hanno veramente sulla propria pelle stanno vivendo una tragedia, perché sia la famiglia del deceduto, ma io mi metto anche nei panni dei proprietari di casa, perché di per sé loro stavano aspettando un loro diritto, quindi oggi loro si sentiranno sulla coscienza questa morte. Ma anziché andare a analizzare quello che possono essere, quella che può essere la situazione avvenuta in questo caso, ecco, loro cosa hanno fatto? Hanno fatto subito dei comunicati attaccando Salvini su quello che è il tema delle politiche abitative, dicendo che sono politiche fallimentari, quindi la colpa anche in questo caso è di Matteo Salvini. Tanto partirei dal presupposto che nel momento in cui erano forza di governo io non ho visto la realizzazione di numerose case popolari, come non ho visto investimenti proprio anche nel recupero di quello che è il patrimonio immobiliare presente. Al netto di questo bisognerebbe analizzare che cosa è successo, perché noi su Sarzana siamo di fronte a quello che è un problema di un disagio mentale, dove l'amministrazione per opera per quanto dichiarato anche dal sindaco, da Cristina Ponzanelli, di fatto l'amministrazione è stata impedita nel poter agire, perché di fronte a quello che è un diniego di consenso nel poter essere seguito da quelli che possono essere servizi sociali, quello che può essere l'igiene mentale, quelle che sono le strutture che si prendono in carico quelle che sono delle persone con delle fragilità. Ecco, se non c'è consenso da parte di queste persone, l'amministrazione e i servizi sociali e l'ASL sono impediti nell'agire. Ecco, allora bisogna, dal mio punto di vista, se veramente si voleva andare ad aiutare quelle che sono le possibili carenze proprio nell'agire per andare a tutelare future possibili vittime, ecco, allora era necessario magari unirsi e cercare tutti assieme di trovare quelle soluzioni per andare a colmare quel gap che possiamo ritrovare, quel vuoto di norma che possiamo trovare, che possono consentire che di per sé una persona si suicida. Nel momento in cui questo avviene, si capisce anche che l'amministrazione non poteva fare nulla per prevenirlo. Ecco, io avrei voluto vedere una presa di coscienza proprio in tal senso, proprio per andare a lavorare ed evitare così situazioni di questo genere future. Ma in realtà anche su questo caso si è voluto strumentalizzare, fare dello sciacallaggio per attaccare la Lega e attaccare Matteo Salvini. Ecco, in questi tragici e tristi casi ovviamente strumentalizzare è sempre fuori luogo, lo sottolineiamo ancora, e per il momento però il tempo con te purtroppo a disposizione è finito. Ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Stefania. Una buona giornata a tutti, grazie, a presto. Ciao, grazie ancora al nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli, e passiamo subito al nostro prossimo ospite. Rimaniamo sempre nell'ambito parlamentare perché dovrebbe essere già in linea il nostro deputato ligure Francesco Bruzzone. Ciao Francesco, Eccomi. Ci sei? Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, in questo momento dove ti trovi, Francesco? Al nord Italia, sono in Piemonte.
sempre sul territorio. Ambienti rurali, sì. Partiamo subito. Aziende agricole un po' arrabbiate e preoccupate. Poi ci spiegherai perché. Ma partiamo subito con te sulla notizia data oggi in prima pagina praticamente da tutti o da quasi tutti i giornali, sostanzialmente stop ai migranti irregolari, via libera della UE all'Italia. Ieri è stato quindi varato subito il nuovo DDL per il blocco navale e le espulsioni. Dunque, volevo un po' un commento da te su questa notizia. Finalmente si riuscirà a fare qualcosa, sì o no, Francesco? Ma tanto mi pare che debba essere fatta una premessa, che è una certezza, e cioè che la Lega su questi temi ha sempre avuto non soltanto le idee chiare, ma atteggiamenti, comportamenti e anche risultati in passato molto molto importanti. Non possiamo mai dimenticarci il periodo in cui Matteo Salvini era ministro, è stato ministro degli interni, e come è riuscito in modo molto importante, molto significativo a fermare l'immigrazione clandestina, gli sbarchi, eccetera. I dati li sappiamo tutti quanti, quindi nel 2019 è stato veramente un risultato importante, coraggioso, che il nostro segretario ha anche poi pagato, ha subito, con quella famosa fase processuale che era palesemente di impostazione politica e non certamente di atti o reati concreti che non c'erano assolutamente. Quindi il coraggio di esprimersi, il coraggio di fare. Oggi, secondo noi, deve essere ripreso quel percorso e quindi irrigidito il sistema degli sbarchi, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei clandestini, perché ne abbiamo già abbastanza, l'abbiamo sempre detto, di problemi nel nostro paese. Che arrivi dalla manodopera sana va bene, ma che arrivi della delinquenza, perché chi non lavora ha bisogno di vivere. Tutti gli esseri umani che non lavorano hanno bisogno di vivere, come tutti gli esseri umani che lavorano hanno bisogno di vivere. Però per vivere hai bisogno di lavorare, perché hai bisogno di sostentamento anche economico. Se tu vieni qui e non lavori, evidentemente fai il delinquente per poter vivere, cioè cerchi un ricavo che è essenziale per la tua vita e lo cerchi tramite la malavita, tramite la delinquenza. Ecco, di quelli non ne abbiamo bisogno. Vadano a cercarsi quel sistema di lavoro, quel sistema di sostentamento da altre parti, ritornino al loro paese. Quindi respingimenti, stop agli sbarchi e tutto ciò che è necessario fare. Io mi auguro che questo disegno di legge, mi pare di aver capito che è un disegno di legge, quindi avrà un iter parlamentare molto approfondito, senza l'ansia del decreto legge che ha una scadenza, avrà un iter parlamentare molto approfondito, ma mi auguro che insieme all'approfondimento e alla rigidità nel modo in cui deve essere affrontato il tema ci sia anche una velocità, perché ne abbiamo veramente bisogno. E nessuno dica che la Lega non ha avuto coraggio in passato, e nessuno dica che la Lega non è impegnata oggi su questo fronte. Ecco, senti, a proposito dell'iter parlamentare, il governo sostanzialmente ha detto adesso staremo a vedere per quanto riguarda la sicurezza chi in Parlamento voterà a favore della sicurezza e quindi del nuovo disegno di legge. Ecco, ci sono state delle polemiche, la sinistra sta tentando di un po' capovolgere le cose. Tu come la vedi? Ma adesso è in corso l'esame, sta partendo l'esame del decreto legge sulla sicurezza. Quello che io ho visto fino adesso, quindi mi limito a fare la cronaca di quello che ho visto, e poi ognuno di noi, ognuno dei nostri ascoltatori può fare anche il proprio commento politico. La cronaca è che tutte le volte che c'è stato da prendere, sono state prese iniziative per garantire di più la sicurezza, quindi per andare a fermare, a stoppare coloro che rendono insicura la nostra società, abbiamo sempre visto la sinistra, e la sinistra intendo il campo largo, perché certamente ci sono anche 5 Stelle che fanno a gara
ma in quella direzione, che è la direzione sbagliata, perché tu non puoi inventarti qualsiasi cosa, qualsiasi strumento, qualsiasi scusa alla fine per cercare sempre di andare a giustificare, a tutelare o a proteggere i delinquenti. Adesso tantissime volte nell'ultimo periodo abbiamo richiamato i fatti di Torino, ma che lì ci sia stata non dico un sostegno perché non ne ho le prove, ma sicuramente una condivisione con quel corteo da parte di forze politiche di sinistra, in modo particolare di Alleanza Verdi Sinistra, ma anche di altri che dopo non hanno preso iniziative. Io nei giorni scorsi, nell'ambito di una manifestazione che abbiamo fatto nella città capoluogo della mia provincia, cioè a Savona, una fiaccolata serale, ho avuto modo di spiegare e di capire come mai il comune di Savona, che è un comune amministrato dalla sinistra, non ha battuto un ciglio e non ha dato un segnale per quanto riguarda i fatti di Torino. Gli darà fastidio, avranno dei problemi, ma ce l'hanno in casa. Cioè, se tu hai AVS che va in corteo con quella gente lì e poi la stessa AVS ce l'hai nella giunta comunale piuttosto che nella giunta regionale da altre parti, allora o te la tieni perché te la devi tenere, ma allora se te la tieni in quel modo sei costretto a nasconderti, a non dire niente quando va bene, se non addirittura abbiamo visto alcuni segnali che vanno nella direzione di andare a proteggere, a dire è giusto fare la rivoluzione, è giusto riorganizzare un altro 68, l'hanno detto anche persone importanti a Genova qualche giorno fa, non faccio nomi, però insomma quando si arriva a dire dobbiamo fare la rivoluzione, dobbiamo organizzare un nuovo 68, sono parole gravi, pesanti, che sicuramente hanno delle ripercussioni nei fatti perché portano poi a incoraggiare coloro che non hanno scrupoli, sono disposti a piccare i poliziotti, a spaccare tutto e via via. Il decreto sicurezza va in quella direzione, sarebbe bellissimo che tutto il Parlamento lo votasse perché l'interesse è di tutti i cittadini normali, di tutti i cittadini per bene, speriamo, ma ho paura che invece sia così, sarà così, che non ci siano forze politiche che preferiscono stare dalla parte dei cittadini che non sono per bene, perché, ripeto, chi picca la polizia, chi spacca tutto, i Maranza e compagnia bella, per quanto mi riguarda, non è gente per bene. Allora, cambiamo pagina, argomento, andiamo sul territorio, in particolare nel genovese, perché proprio a Crevari, nell'immediato entroterra, sostanzialmente in città, a Genova, proprio l'altro giorno è stato trovato un lupo che addirittura è caduto in una cisterna. Poi l'animale è stato ovviamente salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco, ma qui in Liguria si susseguono queste invasioni di lupi, ma anche di cinghiali, tra l'altro, perché l'altro giorno proprio nel ponente Ligure è stato fotografato, è andato sui social network un cinghiale che faceva già, pensate, il bagno proprio a pochi metri dalla spiaggia. Ecco, tu sei molto attento alla biodiversità, a tutte queste tematiche e volevo sapere un po' cosa ne pensi. Ma sia gli uni che gli altri sono animali molto diversi. Il lupo è un grande carnivoro, il cinghiale è un ungulato che ha abitudini completamente diverse, anche se ogni tanto il piccolo cinghiale diventa alimento per il lupo. Però tutti e due non devono stare nei centri abitati dove l'uomo vive. Questo è il primo dato e quindi il cinghiale sta attraversando un periodo particolare come popolazione perché ha dovuto cambiare abitudini per due motivi. La prima è perché sappiamo tutti che c'è questa peste suina che ha decimato anche i cinghiali e che non troppo in Liguria, di più in altre regioni, ha creato anche problemi e preoccupazioni per quanto riguarda gli allevamenti dei suini domestici e quindi tutte anche quelle conseguenze economiche che ci sono. E quella è la parte della peste suina. Per quanto riguarda il lupo non ha malattie, non ha problemi particolari, anzi è in fortissima espansione in tutto il paese, a parte la Sicilia e la Sardegna. Nella nostra regione, nel nostro Appennino, sta strabordando, perché i numeri li vediamo indipendentemente da quelli che sono gli studi. Vedi, in questo paese
sono stati spesi circa 60 milioni di euro per studiare i lupi, per vedere come 60 milioni di euro, e alla fine per fare dei censimenti che lasciano dei dubbi, perché l'ultimo censimento che viene sbandierato per quanto riguarda la parte dell'arco alpino, ad esempio, ci dice che in Piemonte, secondo quei dati, ci sono 270-280 lupi. Però abbiamo 80 casi di lupi che sono finiti, purtroppo, questo mi dispiace, sono finiti sotto le macchine, quindi incidenti stradali, lupi trovati morti, quindi contati veramente sulle strade. Adesso che su 270 lupi ce ne siano 80 che vanno a suicidarsi sulle strade non ci crede nessuno. Siccome che gli 80 sono dati certi, perché purtroppo il cadavere lo conti, vuol dire che i censimenti che vengono fatti sono un po' strani, e cioè sono talmente filo animalisti che poi alla fine rasentano anche i dati, rasentano anche, per quanto mi riguarda, una sorta di ridicolo, sono un po' ridicoli. Ce ne sono troppi. È incompatibile la presenza di questo animale con determinate attività umane, l'allevamento in primis, ma soprattutto anche un problema sociale, perché oggi è problematico, e lo dico e sono convinto di quello che dico, oggi nel nostro Appennino è problematico andare a passeggiare con il cagnolino, andare a fare una scampagnata, andare a Perfunghi, ma secondo me il lupo è anche pericoloso per l'uomo. Sicuramente il lupo mette paura all'uomo, non è il lupo che ha paura dell'uomo, perché se il lupo si avvicina così tanto alle case vuol dire che non ha paura dell'uomo. C'è stato un declassamento a livello europeo, si potranno, e spero che si riesca in questo strano paese dove l'animalismo sfrenato prevale rispetto a quello che è l'esigenza e l'esistenza dell'uomo, quando tu arrivi ad anteporre l'interesse del lupo rispetto all'esistenza dell'uomo, vuol dire, per quanto mi riguarda, che sei fuori fase, sei distante da me. Va bene il lupo, individuiamo le aree dove ci può stare, ma dove il lupo non ci può stare non ci deve stare. E non si dica che è colpa dell'uomo perché ha invaso il territorio del lupo, perché io ho ascoltato, ho letto, vedo anche dichiarazioni sempre dalla stessa parte politica, che preferisce più questa falsa visione della biodiversità rispetto a quello che è l'esigenza dell'uomo. Non è vero che è colpa dell'uomo perché l'uomo ha invaso il territorio del lupo, non è vero che è colpa di quello che va a fare la passeggiata in campagna col cagnolino al guinzaglio se poi succede qualche cosa, e di fatti ne sono successi tantissimi. Poi ci sono i casi particolari, curiosi, come quello della cisterna di Crevari, ma ce ne sono all'infinito di questi casi a dimostrare del fatto che è necessario intervenire. Lo diciamo adesso noi della Lega? No. Lo dicevamo un anno fa? No. Lo dicevamo da 3 anni, 4 anni che noi abbiamo avanzato questa cosa qui. Io 1 anno e mezzo fa feci addirittura un manifesto che misi in Appennino: troppi lupi, intervenire subito. Fui accusato di procurato allarme, però invece era una visione secondo me corretta, e purtroppo anche che poi si è tradotta giorno dopo giorno un po' di più in un'area. Chiarissimo Francesco, purtroppo il nostro tempo a disposizione con te è terminato, ti dobbiamo quindi salutare. Buona giornata e buon lavoro. Ciao Francesco. Grazie anche a voi, saluti a tutti. Ciao. Ciao. Grazie ancora al nostro deputato ligure Francesco Bruzzone, e da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.